Oggi giornata del 2 giugno, una giornata importante, festa della Repubblica. Noi stiamo seguendo con Fare Cantine Architetture del Vino la Mittel European Race. Siamo con Alberto Padovan, partner, e siamo qui alle nostre spalle di un'opera che tu hai seguito. Sì, non come Fare Cantine, non esisteva ancora, ma come Alberto Padovan. Ho seguito la progettazione e realizzazione di questa cantina che avete alle spalle, Cantina Ieri. Ecco, riassumiamoci un momentino le parti salienti di questo progetto, di questa cantina. È una cantina che è stata realizzata e ultimata nel 2007 e nonostante abbia già più di 10 anni è ancora all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia, il risparmio energetico e l'utilizzo di materiali ecosostenibili e naturali di cui si è fatto largo uso. E tra l'altro qui parliamo di materiali, parliamo appunto di ecosostenibilità, abbiamo un ospite particolare, ce lo vuoi presentare Alberto? Sì, Josef Brida, amministratore delegato al CAIM Italia, e CAIM ha fornito moltissimi materiali che sono stati utilizzati in questa cantina. Eccomi qui Josef. Allora parliamo un po' di questa filosofia di CAIM, che è una filosofia molto interessante perché parte proprio dalla sostenibilità e dalla mineralità, perché i vostri materiali non sono semplici pitture ma sono minerali che proteggono i nostri edifici, e qui in particolare siamo nella presenza di una cantina. Sì, chiaramente i nostri materiali nati nel lontano 1878 sono rimasti sempre fedeli a un concetto che è quello della ecosostenibilità e della tutela dell'ambiente. In effetti i nostri materiali sono tutti materiali minerali, quindi provengono dalla roccia silicea, che chiaramente è una materia assolutamente innocue alle persone, e soprattutto nell'ambito alimentare, nell'ambito chiaramente di tutto quello che è anche la lavorazione del vino. Noi abbiamo dei certificati particolari che ne consentono un largo uso all'interno di questi edifici, che chiaramente sono di un'importanza particolare, e noi siamo anche molto orgogliosi di aver potuto dare una mano per proteggere questi manufatti.